Aumentano gli occupati, aumentano i contratti a tempo indeterminato, aumentano gli ordinativi e di conseguenza il fatturato delle aziende della Marca. Questo è il bicchiere mezzo pieno dell'economia trevigiana raccontato oggi dalla Camera di Commercio. L'altra fotografia, quella che deve far pensare, parla invece di ritorno alla cassa integrazione dall'inizio del 2019, a commesse con breve termine di scadenza e soprattutto alla poca propensione delle aziende ad investire nell'innovazione dei sistemi produttivi. Tradotto, qui come a Vicenza stiamo trainando il prodotto interno lordo nazionale, ma i nostri imprenditori sono sempre più perplessi sul futuro del sistema Italia. Ma iniziamo con l'occupazione. Un bilancio positivo, un saldo positivo di oltre 8.000 unità. La cosa più positiva è che oltre la metà di questi posti sono stati a tempo indeterminato. Ma è il dato sulla cassa integrazione in crescita in questi primi 2 mesi a far dire al ricercatore. C'è sicuramente un clima di incertezza, c'è un rallentamento, c'è crescita ancora occupazionale, ma sicuramente è meno veloce. Incertezza ribadita soprattutto dalla continua caduta della domanda interna, con le aziende che si salvano solo grazie all'export, seppur con commesse a breve termine. Sulla domanda interna invece c'è troppa incertezza e questo per esempio si riverbera anche sulle scelte di investimento. Un dato secco: nel 2017, anno che si andava a gonfie vele, il 60% delle imprese manifatturiere ha deciso di investire. Per il 2019 questa quota scende al 40%. Incertezza economica determinata, secondo il Presidente di Camera di Commercio, dall'incertezza politica. Io trasmetto quello che i miei imprenditori mi dicono, cioè la mancanza di una linea chiara del governo su dove investire, su come investire, e ovviamente ne paghiamo le conseguenze come imprese. Inevitabile quindi l'appello alla politica trevigiana che ci rappresenta a Roma. Intanto una bella riforma elettorale, che non si vada a elezioni ogni 3 mesi, perché quello che dà incertezza a questo Paese sono le troppe elezioni. Le troppe elezioni cosa vuol dire? Non prendere provvedimenti perché l'elettorato non ti paga e di conseguenza si ha sempre paura dell'esito delle urne.